C'era una spinta al sociale molto forte, quindi. Dunque, lei la chiama così, può essere, adesso non voglio attribuirmi virtù. Diciamo che io ho fatto 8-9 anni di seminario dei Padri Bianchi. Se qualche amico Padre Bianco mi vede in giro, si faccia vivo, mi chiami, perché mantengo un affetto straordinario. Sono stati 8-9 anni a vita, dunque le 3 medie e 4 anni di superiore. Sono stato bocciato il primo anno in quarta ginnasio con 1000 problemi, perché allora insomma anch'io avevo i miei problemi di crescita, come si dice, e di attenzione verso tutto ciò che mi cresceva attorno, e magari poca attenzione per la scuola in quell'anno di studi. Quindi 8-9 anni di seminario. È un forte desiderio di andare in Africa a occuparmi dei bambini meno fortunati. Insomma, interessante. Vogliamo sentire di nuovo il suo amico cosa ci dice? Ah, ma l'avete intervistato a lungo? Ancora? Sentiamo. Penso che Gustavo si trovi bene nel ruolo istituzionale, perché lui ama molto rappresentare più che una parte il senso della collettività, della comunità, è più intrinseco in lui, insomma. È una cosa che mi piace molto sua, è proprio questo senso anche pragmatico, mai cercare di fare voli particolarmente pindarici, volare molto alto, tenersi sempre molto concreto sui problemi e vedere se si può risolvere. Lui tende sempre, come dire, a comprendere, a capire. Io qualche volta lo vorrei più un po' più secco, un po' più netto, un po' più, non dico deciso, ma insomma che abbia il senso del ruolo che può esercitare. Voi sapete che è un piccolo produttore di olio d'olivo, ha qualche oliva nelle sue terre laggiù tra Terrossa e non so quale altro piccolo paese, e coltiva proprio con amore questo, no? Allora nomina per gli amici, regala qualche bottiglia d'olio che mette l'olio Gustavo l'olio Gustavo, e giocando un po' con questo gioco di parole attorno al quale spesso scherziamo e ci divertiamo. Ha visto dove abbiamo scoperto l'olio Gustavo? Complimenti, bravi. A Terrarossa quanti laureati all'epoca sua c'erano? Dunque, allora noi dobbiamo calcolare, io fui il secondo laureato di questo paese. Questo quindi... le ha detto bene, perché grazie a questo qualcuno della Democrazia Cristiana l'ha un po' tirato a su. Beh, certo, allora voglio dire, chi studiava in qualche modo erano additati, non dico ad esempio, ma insomma Gustavo ha studiato, ma si facevano i nomi. Allora c'era Gustavo che studiava e Pier Giorgio che poi è diventato medico ed è medico di famiglia. Lei è arrivato a degli incarichi anche abbastanza in poco tempo, no? Sì, come direi che giovane democristiano. All'epoca ebbi la fortuna, forse mai neanche la consapevolezza, ma proprio per questa situazione in cui ti trovi in un piccolo paese, hai studiato, ti sei laureato, sei un po' voluto bene, coccolato, perché magari ti occupi anche un po' dei vari problemi della comunità, feci una carriera velocissima. Allora in politica era così, nel senso che venni chiamato da allora un parlamentare della Democrazia Cristiana che ha voluto... Chi era? L'onorevole Gianni Fontana, ha voluto conoscermi, mi ha espresso delle parole così di complimento, mi ha chiesto se volevo impegnarmi in politica su un piano più ampio, gli ho dato la disponibilità, insomma mi sono ritrovato nel giro di pochi mesi a fare il consigliere nazionale del movimento giovanile della DC. C'è una famosa fotografia sul Popolo dell'onorevole sì, Zaccagnini che stringe la mano al giovane emergente Gustavo Franchetto. Pure questo. E quella foto io la devo... Lanciamo un appello che se la ritrovano... Sì, quel numero di quel giornale lo devo recuperare. E guardi, le dirò che allora io nella mia vita ho conservato quasi nulla. Tendo a non avere fotografie o ricordi. Credo mia moglie non ha voluto neppure il fotografo al matrimonio. Diceva non andiamo a... Questa è la nostra storia, viviamola come va. Non fissiamo. Per cui non ho conservato quella copia, però oggi mi piacerebbe riaverla. Finì in prima pagina con Zaccagnini. Quindi c'era una carriera in discesa, insomma tutto andava per il meglio, però noi sappiamo che chi ha posto un out è stata la sua simpatica signora. Sì, sono ancora, ma ero veramente innamoratissimo della mia compagna allora, la volevo assolutamente sposare, mi interessava più di ogni altra cosa al mondo.
E colei che le ha fatto rinunciare alla vita missionaria. E lei con molta chiarezza disse: allora o la politica o me, o il calcio o me. In sostanza, come dire, se ti assumi la responsabilità di diventare marito, insomma, le altre cose bisogna metterle un po' in disparte. No, ma venni anche preso un po' in giro dagli amici, da altri. Ricevetti anche parecchie insistenze da esponenti della politica, dire: ma lascia perdere, ma ascolta noi, non ascoltare tua moglie. No, io invece detti retta a lei, abbandonai in pochi mesi un po' tutti gli impegni, ovviamente non presentandomi più, spiegando le ragioni, facendo andare avanti i sostituti che avevano tempo, perché io avevo voglia di sposarmi Caterina e di mettere su una famiglia. E mi sono sposato a Caterina e ho messo su una famiglia. E ha 2 stupendi figlioli, e poi sono 2 gemelli. 2 bellissimi gemelli, Enrico e Silvia, una ragazza che ha i colori biondi come il papà e un ragazzo nero che ha i colori neri come la mamma. E a proposito, la mamma Caterina, diciamo, quando è arrivato l'amico onorevole Cacciari e gli ha detto: Gustavo, vieni con noi, lei di nuovo ricominciamo a far politica? E cosa le ha detto? Donna Caterina, donna e mamma Caterina è stata molto brava, perché allora arriva il 2000, significa 7 anni fa, 7 anni fa, che significa dal 79, dopo 21 anni di vita passata, direi, tra lavoro e casa, in forte sintonia con lei e con i 2 ragazzini che crescevano, con i bambini, dissi: ho avuto questa proposta, e lei mi rispose: so che è sempre stata una tua passione, hai rinunciato a questa passione per noi, per la famiglia, ormai hai l'età per poterti dedicare anche a questo, e vai pure. Col nostro appoggio, col nostro affetto, i figli hanno applaudito: vai papà. E mi hanno lasciato andare in politica, insomma, per cui mi sopportano ora, perché non mi vedono mai, poveracci, ci sentiamo al telefono, ci scriviamo, ma sono entrato in politica dopo una piccola assemblea di famiglia, moglie e figli, e ho avuto l'autorizzazione.